Benvenuti alla prima edizione di Job Oriented Digital Edition. Quest'anno la pandemia ha provato a metterci i bastoni tra le ruote. Ma Job Oriented si è spostato sul web. Venite con noi a scoprire cosa ci aspetta. Andremo alla scoperta di stimoli utili per capire dove siamo, ma soprattutto dove possiamo arrivare. Allora forza, prendete appunti. Stiamo per iniziare un laboratorio, un percorso per riprogettare e ricreare il nostro futuro. It's up to you. Tu decides. Dipende da te. Sì, insomma, ditelo nella lingua che preferite. Ma la vera fonte del cambiamento siete voi. Come lo furono i vostri nonni al loro tempo? Esattamente, infatti i nostri nonni avevano strumenti poveri e costruivano cose grandi, mentre noi oggi abbiamo strumenti grandi e potenti, però dobbiamo capire come utilizzarli al meglio. Scopriamoli insieme. Progresso tecnologico, intelligenza artificiale, internet delle cose. Il mondo sta cambiando, ma tu sei pronto al cambiamento? Il futuro del lavoro è il futuro dell'uomo. Smart Cities, Smart Land, Smart Community. Il cambiamento non è la fine, è solo il principio. Una nuova sostenibilità globale, ma mai come prima, legata alla centralità di ogni singolo territorio. Una nuova alleanza interculturale, interdisciplinare, intergenerazionale. Senza un uomo non esiste lavoro. Senza lavoro non esiste futuro. Questo video mi fa riflettere e pensare che siamo davanti a un nuovo scenario al quale possiamo contribuire pensando a nuovi valori, nuove professioni e anche nuove economie. E questa cosa mi dà molta speranza. Sì, il cambiamento è essenziale, il cambiamento ci deve essere. Pensiamo alla storia, alle rivoluzioni che ci sono state nel corso del tempo, a cosa hanno portato. Il cambiamento ci deve essere. E qui si pone la vera domanda. Come possiamo essere certi di intraprendere la strada giusta?
Per intraprendere il percorso adatto ci servono dei valori solidi e incontrollabili. Senza valori condivisi non ci sono progetti che possano tenere nel tempo. Io studio giurisprudenza e ogni giorno mi trovo in mezzo a regole, norme, codici, contratti, eppure vedo che un contratto non può andare da nessuna parte se non c'è fiducia reciproca tra le persone. Beh, quindi possiamo dire che i valori ci permettono di capire quali sono i bisogni reali a fronte dei desideri effimeri? Sì, ma dobbiamo stare attenti, perché oggi ci troviamo immersi in un'economia che genera continuamente desideri inutili, illusori, crea dei bisogni là dove non ci sono. E quindi dobbiamo porre attenzione a quella che è la nostra ricerca della felicità. Dobbiamo uscire da questa moderna schiavitù ed essere noi stessi i protagonisti per creare un'economia umana e sostenibile. Sì, come quelli che ci hanno lasciato i nostri nonni, che dopo la Grande Guerra hanno veramente cambiato il mondo. Hai ragione, il mondo l'hanno cambiato davvero e abbiamo secondo me bisogno anche noi di alcuni valori. Ho trovato un decalogo che potrebbe fare al caso nostro. Ve li leggo. Libertà, rispetto, sincerità, equità, generosità, fiducia, coraggio, umiltà, onestà e bellezza. Sono tutte parole bellissime, ma fanno veramente per noi? Secondo me sì, perché con questi valori noi possiamo intraprendere il nostro viaggio perché abbiamo gli strumenti adatti. Sì, la cosa importante adesso è darci un metodo. Sappiamo che il cambiamento comporta sempre la perdita di qualcosa di vecchio, la novità e quindi l'aggiunta di qualcosa di nuovo, ma il mantenimento di una parte di quella che è l'attualità. Quindi ora dobbiamo pianificare, dobbiamo organizzarci e capire che metodo darci. Prima di tutto, secondo me, dobbiamo capire il contesto nel quale ci muoviamo. Ci è stata data in eredità una realtà che presenta delle minacce, ma nonostante questo non dobbiamo perdere di vista le opportunità che questa realtà ci può offrire. Sì, dal contesto subito mi viene in mente poi lo scenario, quindi tutta quella dimensione che riguarda il nostro agire, le nostre azioni, insomma. Queste nostre azioni possono trovare a volte, non so, mi viene da pensare delle difficoltà, degli ostacoli, però allo stesso tempo abbiamo davanti anche tantissime opportunità. Adesso invece dovremmo trovare delle soluzioni e per trovarle dovremmo capire qual è il nostro potenziale, quindi potenziale umano e professionale, perché è ciò che ci permette poi di superare questi problemi. Con questo, secondo me, possiamo arrivare ad una nuova prospettiva, centrata su un'economia umana, civile e sostenibile. Sì, hai detto bene. Adesso abbiamo davanti uno schema molto chiaro che ci permette di ragionare, ci permette di capire, ma vi siete però accorti di questa cosa che non stiamo parlando al singolare, ma stiamo parlando di una collettività. Sì, infatti quello che era un dipende da te adesso è diventato un dipende da noi. Sapete cosa pensavo, ragazze? Per riuscire a comprendere davvero il contesto e lo scenario in cui viviamo, parlando anche quindi di un cambiamento che vogliamo, non possiamo guardare solamente agli aspetti positivi o solamente agli aspetti negativi. C'è bisogno di equità, forse ancora più di equità, c'è bisogno di sincerità. E quindi mi viene da dire qui servono i valori di cui sono custode. Per questo direi che c'è bisogno di considerare 3 valori in particolare fra quelli che abbiamo scelto, che sono sincerità, essere sinceri e guardare onesti verso ciò che non ha funzionato, e allo stesso tempo anche onestà ed equità. Andiamo quindi adesso a comprendere insieme lo scenario e il contesto in cui ci troviamo. Nel contesto globale di oggi saltano all'occhio 3 macro divari radicati e profondi. Il divario ecologico, che ci fa consumare una volta e mezza l'energia che produciamo. Il divario sociale, con una preoccupante forbice tra chi ha troppo e chi ha troppo poco. L'1% della popolazione mondiale possiede il 90% del patrimonio finanziario del mondo e la pandemia ha reso ancora più ampia questa profonda anomalia. Il divario culturale, che produce disoccupazione, depressione e disperazione, rappresentato da un dato su tutti. Sono 800.000 i suicidi all'anno.
dato che rappresenta la seconda causa di morte al mondo e in alcuni paesi la prima causa di morte giovanile. Si tratta di una situazione a medio e lungo termine insostenibile, resa ancora più complessa da fattori di accelerazione del cambiamento come la globalizzazione dei mercati con scarse regolamentazioni condivise a livello internazionale, la sostituzione di intere aree di competenze e di professione con tecnologie adattive o per convenzione di intelligenza artificiale. Si prevede che scompariranno 800 milioni di posti di lavoro nel mondo entro il 2030. Le economie dirompenti che prendono il posto di intere filiere economiche tradizionali. Compriamo i nostri prodotti online e poi nello stesso tempo portiamo i nostri curriculum ai negozi della nostra città. In questo contesto prende vita uno scenario di cambiamento esponenziale. Ogni singola persona si trova oggi di fronte ad una curva del cambiamento che ha generato, genera e continuerà a generare un grande gap tra la linearità dell'apprendimento umano e le esigenze dettate dall'esponenzialità del cambiamento. In parole più semplici, la persona si trova davanti ad un muro troppo alto e spesso invalicabile, con gli adulti preda di un profondo disorientamento e i giovani dispersi in ampie aree di solitudine. Si veda il fenomeno NEET in Europa. Se non agiamo subito, questo non è solo uno scenario dove il cambiamento diventa difficile, ma dove il futuro diventa impossibile. Questo video mi ha colpito veramente tanto e mi ha lasciato anche dentro una sensazione strana. Non pensavo che la realtà fosse così complessa. E mi ha colpito soprattutto il tema del divario sociale. Siamo veramente di fronte a un'economia malata e che va cambiata. E però mi domando, noi cosa possiamo fare per rovesciare questo paradigma? A me invece ha colpito il tema delle tecnologie e il loro impatto sul mondo del lavoro. Ed è proprio per questo che a me è venuto in mente il nome di Edgar Morin, che, cito testualmente, diceva che siamo tutti parte di una comunità di destino. Questo che cosa significa? Che siamo tutti sulla stessa barca e andiamo nella stessa direzione. Ed è proprio per questo che dovremmo prendere come nostra la visione interculturale della società. Ed è anche vero che dovremmo pensare alla comunità come planetaria. E la cosa che dovremmo fare tutti quanti è quella di pensare al nostro territorio in primis. Esatto, è proprio questo che mi sono appuntato anch'io, la potenza, la forza dell'interculturalità. È qualcosa che, se ci pensate, facciamo fatica a raggiungere. Quante volte ci è capitato di non riuscire a dialogare, non riuscire a condividere con chi non la pensa nello stesso modo in cui la pensiamo noi. Quante difficoltà incontriamo quando ci troviamo di fronte ad una cultura diversa, che magari pensiamo sbagliata o non la sappiamo accettare. Ed è proprio qui forse il nostro errore. Dovremmo riuscire ad andare oltre, dovremmo riuscire a capire che siamo tutti parte di una comunità planetaria. Dobbiamo andare verso le persone, dobbiamo essere noi, secondo me, a fare il primo passo. Ed è proprio per questo che dovremmo tutti quanti avere una visione globale del mondo e di noi come società, ed è proprio questo che ci può permettere di far emergere il nostro territorio. Tutti questi discorsi si collegano ai valori che ho scelto prima: onestà, fiducia e rispetto. Questi tre valori potrebbero essere il nostro stimolo per capire e rinnovare un'intelligenza sociale. Venite con me che vi faccio vedere cosa c'è bisogno di cambiare. L'umanità ha bisogno di una rinnovata intelligenza sociale. Iniziamo con il chiarire che questo vuol dire scegliere di stare dalla parte dello sviluppo umano, delle sue intelligenze e del suo essere creatore.
Quindi quello che conta è equipaggiare questo sviluppo con tutti quei funzionamenti che permettono di costruire e dirigere il proprio progetto esistenziale. Dirigere vuol dire essere capaci di agire, di scegliere tra possibilità, di espandere il proprio potere di fare e di essere, generando un contesto che abbia valore, per esempio creando quello che ancora non c'è, un contesto sostenibile, nel quale tutti possiamo ben stare, con un lavoro che piace e che abbia dignità, e una vita degna di essere vissuta. Le competenze sono invece eterodefinite, ad esempio avere la competenza di usare un foglio elettronico, e generano funzionalità utili a gestire processi di produzione del valore tangibile in tempi definiti. Si possono espandere in modo verticale fino ad arrivare ad un certo punto oltre il quale non vi è altra possibilità di miglioramento. E come abbiamo già visto dal video iniziale, dove ci sono processi definiti e ripetibili nel tempo, possono esserci algoritmi che guidano bracci antropomorfi, capaci di sostituire in modo più efficiente l'agire dell'uomo. Ciò che dobbiamo fare è generare funzionamenti aperti, legati alla propria espressione di valori e di scelte e alla propria passione, in grado di generare creatività. Solo così le persone possono produrre valore attraverso il proprio progetto esistenziale, agendo coscienti della propria unicità di persona umana e consapevoli della nostra progressiva capacità di scelta. L'innovazione dettata dalle tecnologie convergenti è un'opportunità, ma solo se è al servizio degli esseri viventi, e in particolare delle nuove generazioni, che non sono più in competizione con la nazione delle piante. Beh, alla fine è un video che ci lascia molto su cui riflettere. Quello che io mi sono appuntata è la differenza tra le competenze e la capacità. Le competenze sono un insieme di conoscenze e di regole, però è un qualcosa che ci viene imposto dagli altri, è un qualcosa di ripetuto, mentre ciò che ci rende veramente unici, irripetibili, inviolabili e irriducibili sono le nostre capacità. È ciò che ci rende vivi, è ciò che ci rende diversi, e la nostra diversità è un pregio, è un qualcosa che ci rende unici, non è un difetto. Sì, assolutamente. Con questo non si vuole togliere importanza alla competenza dell'uomo, ma quello che si vuole valorizzare è proprio il processo attraverso cui l'uomo riesce ad arrivare a quella competenza, che secondo me deve essere un processo spinto dalla passione, dall'amore, dalla volontà di fare quella determinata cosa, che ti porta alla continua curiosità di scoprire, di continuare a cercare, no? Nuove conoscenze. Beh, mi viene anche in mente che non dobbiamo avere paura delle tecnologie, soprattutto dell'intelligenza artificiale. Infatti Penrose, premio Nobel della fisica, dice che sosteniamo ogni giorno che l'intelligenza artificiale sia intelligenza, e la chiamiamo con un nome improprio in realtà. Infatti è una tecnologia adattiva o auto-ottimizzante, ma non ha la capacità che ha l'uomo di critica, di consapevolezza e di comprendere le proprie azioni. Quindi è improprio utilizzare questo termine. Ma allora quello che ci stai dicendo tu, Sofia, è che non dobbiamo avere paura delle tecnologie, perché siamo stati noi i creatori delle tecnologie. Alla fine noi abbiamo creato economie, culture, e da sempre l'uomo ha cercato degli strumenti che lo agevolassero. Quindi, seguendo questi ragionamenti, le macchine potrebbero fare le nostre azioni ripetitive e noi umani concentrarci sulle nostre capacità, che sono quelle cose che ci rendono appunto unici. Questa è una cosa bellissima e che mi riempie di speranza se usata bene. Assolutamente, è proprio questo che intendevo anche prima quando parlavo del processo che ci porta a una continua curiosità. E qui secondo me la parola chiave che mi sono appuntato è interdisciplinarietà, ovvero la capacità di essere in continuo cambiamento, in continua evoluzione, cercando di scoprire continuamente cose nuove. E qui sicuramente la dimensione che arriva a toccarci è proprio la creatività, la voglia di creare qualcosa che adesso non c'è, qualcosa di nuovo. Se solo in questo mondo venisse più valorizzata questa dimensione. Leonardo da Vinci Docet. A proposito di Leonardo, dovremmo pensare che servono dei luoghi, degli spazi che vanno ricreati e rigenerati, dove possiamo
sperimentare i nostri ambiti, le nostre capacità, le nostre passioni, in cui noi possiamo magari allenare la nostra resilienza, che è quello che in realtà ci fa apprezzare ancora di più la fatica del lavoro. E però questi ambiti dove li possiamo trovare? Andiamo. Adesso indossate questi. Ah, però, prima volta che Grazie. non... Qual è la migliore strategia per cancellare la povertà, ridurre le disuguaglianze e combattere il cambiamento climatico? Mettere le proprie energie e le proprie conoscenze al servizio dello sviluppo sostenibile, trovando nuovi spazi di crescita personale per lavorare insieme agli stessi obiettivi, consumare e produrre responsabilmente, avere un lavoro decoroso e favorire la crescita economica, garantire salute e benessere, rispettare la vita marina, assicurare igiene e acqua pulita, prestare attenzione ai cambiamenti climatici, avere cura della vita sulla Terra, lavorare su pace, giustizia e grandi istituzioni, produrre energia pulita e sostenibile, affermare l'uguaglianza di genere, migliorare la qualità dell'istruzione, eliminare la fame nel mondo, innovare industrie e infrastrutture, ridurre le disuguaglianze, formare città e comunità sostenibili, cancellare la povertà. Ogni obiettivo ONU 2030 di sviluppo sostenibile è un'opportunità di crescita e ogni opportunità è una nuova speranza per le sorti dell'uomo e del pianeta. Questi obiettivi sono veramente bellissimi e mi danno anche molta fiducia nel pensare di poter trovare nella mia vita degli adulti così significativi, perché alla fine questi obiettivi sono stati scritti da degli adulti, scritti, pensati e messi in pratica. E allora mi viene da dire che il dipende da noi che ci siamo detti, in realtà è una sfida intergenerazionale. Questa parola è importante, me la sono segnata anch'io, intergenerazionalità, riuscire ad andare oltre quella che è una differenza di età, perché diciamocelo, insomma, quante volte l'abbiamo sentita, mi immagino anche a voi sarà capitato di sentirvi inferiori nei confronti di un adulto, o allo stesso tempo non venire considerati da una persona più grande di voi che vi ritiene inferiori e non considera le nostre idee, la nostra creatività, le nostre passioni, quando invece sono molto importanti. Quello di cui c'è bisogno, quindi mi viene da dire, è proprio un'alleanza intergenerazionale che vada oltre la differenza di età. E in tutto questo abbiamo bisogno di produrre senso. Beh sì, il lavoro da fare però è tanto e la strada è ancora lunga, però mi viene da pensare che comunque questo momento storico che stiamo vivendo, queste realtà dure con cui ogni giorno ci dobbiamo scontrare, in realtà possono essere per noi un trampolino di lancio e quindi l'inizio di un potenziale neo-umanesimo civile di cui saremo poi noi i veri protagonisti. Neo-umanesimo civile. Mi piace molto come concetto. E allora mi viene anche da dire però che dobbiamo un attimo ripensare ai nostri territori e utilizzare tutti gli strumenti utili e necessari per il nostro benessere, ma anche per il benessere delle persone che ci circondano. Beh, come dice la mia prof di filosofia e come sostiene anche Kant, le azioni vanno incentrate sul soggetto e non sull'oggetto. E chi è il soggetto di tutto questo? Siamo noi, abbiamo davanti un futuro. Per questo secondo me c'è bisogno di un cambiamento. Tu prima parlavi di territori, questo è molto importante. Dobbiamo trasformare gli spazi in luoghi, un luogo definito, un luogo dove noi possiamo mettere in gioco le nostre passioni, le nostre capacità e allo stesso tempo crescere. E solo così io credo un imprenditore, un'impresa riesca ad avere una persona che lavora con passione, una persona che lavora con un vero obiettivo, con la volontà di cambiare, anche perché ci troviamo in una situazione, questa della pandemia,
dove le cose non saranno molto facili. E io credo che solo così, mettendo in gioco le capacità, il potenziale dato dalla passione che ognuno di noi ha dentro, riusciremo a creare qualcosa di grande. Ho io lo schema giusto per questo tema. Questa alleanza potrà prendere meglio forma nei luoghi, nelle città, nei nostri territori, ovvero i luoghi in cui sono proprio le persone il centro di tutto. Ma ci pensate anche in questo periodo pandemico a quanti nuovi diritti abbiamo scoperto? Ad esempio il tema della connettività. Le tecnologie ci hanno permesso di continuare a studiare da casa nonostante le scuole chiuse e a lavorare da casa nonostante le aziende chiuse. Quanto ancora dobbiamo lavorare in termini di alleanza con i sindaci, con gli imprenditori, con la governance che ha la responsabilità della polis? La polis. Sì, mi viene in mente la differenza che intercorre tra urbe e civitas, no? Avete presente in latino la differenza tra i due termini? Urbe, uno spazio fisico, materiale. Civitas, invece, uno spazio che è comunità, uno spazio pieno di relazioni, di persone. Ed è proprio questa la dimensione essenziale. Provate a pensare le tecnologie applicate per l'uomo, le tecnologie per il bene comune. In quel momento non ci devono più spaventare, come dicevamo prima, ma diventano qualcosa di positivo. Pensate quindi a quest'idea di generare e creare dei luoghi dove queste tecnologie vengono impiegate veramente per il bene comune. Che opportunità potrebbe essere per noi giovani, in primis, per imparare, ma pensate per le imprese, quanti posti di lavoro si verrebbero a creare, andando a pensare, a progettare degli spazi così. Pensate anche all'aiuto che potrebbe ricevere la formazione attraverso le tecnologie. Stiamo parlando proprio di un bene comune, di un bene che va a coinvolgere tutti. E su questo, Emanuele, mi viene in mente che tu stai facendo la quinta di un liceo classico. Alla fine, se vogliamo creare queste smart cities e renderle complementari con le learning cities, ognuno di noi deve trovare il suo posto. E quindi mi viene da dire che non ci sono dei lavori di serie A, di serie B e delle competenze di serie A o di serie B. Gli ingegneri, gli economisti sicuramente servono nella nostra società perché la scienza, la tecnica e l'economia sono importanti, ma come è anche importante dare peso alla componente umana, ai luoghi, e quindi ci serviranno valori di etica, cultura e società. E dici bene, Chiara, le tecnologie ci servono, ma senza la parte umana che senso hanno? Come dicevamo prima, è proprio la parte umana che le crea, che le progetta. C'è bisogno quindi di ingegneri e di filosofi. Quindi non sentitevi sbagliati se la vostra passione, se la vostra indole vi spinge a studiare filosofia, scienze umane o pedagogia, scienze della comunicazione. Sono proprio queste le materie di cui abbiamo bisogno per sviluppare questa parte. E tutta la società che invece le disprezza o le ritiene inferiori è proprio la società che oggi ci ha portato qui, dove ci troviamo. Ma ora noi vogliamo cambiare. Mi piace vederti così infervorito, però come dicevamo prima non ci sono lavori di serie A o di serie B, bisogna fare un'alleanza anche in questo caso tra scienze e lato umano. E quindi penso che le smart city servano proprio a questo, persone che magari sono più portate per il lato umano, che si mettono in alleanza con gli scienziati per pensare a delle casistiche in cui magari
si può rendere migliore la città, e quindi il semaforo che diventa verde quando passa l'ambulanza, oppure i lampioni che si accendono solo quando passa effettivamente qualcuno, risparmiando l'energia. Facciamo tesoro di questa alleanza interdisciplinare. Pensiamo veramente a un mondo dove possano comunicare, lavorare insieme, collaborare ingegneri, filosofi, economisti, pedagogisti, e poi pensate voi a tutti gli altri lavori che potranno essere in collaborazione tra loro. Siamo partiti con un po' di paura e un po' di ignoto dal video del contesto e dello scenario, ma abbiamo capito che se abbiamo i luoghi e degli strumenti attrezzati, possiamo veramente trasformare ogni momento della nostra vita in un qualcosa di vitale, di apprendimento per il nostro bene e per chi ci sta intorno. Quante passioni, quanto potenziale, quanto valore, quanti progetti vedo in voi che adesso state partecipando a questa prima edizione del Job Orienta Digital Edition. A voi studenti, a voi insegnanti, imprenditori, genitori e rappresentanti delle istituzioni. Voglio lanciare un messaggio in particolare a voi studenti, facendovi riflettere sul fatto che il lavoro non dobbiamo solamente cercarlo, ma dobbiamo crearlo in base a quello che è il nostro progetto esistenziale, in base a ciò che dentro ci spinge a vivere tutti i giorni, in quello in cui crediamo davvero. E a tutti gli altri, agli adulti, voglio dire un'altra cosa molto importante, ovvero di educarci alla scelta, di condurci in questo percorso, in questa alleanza insieme, e l'invito a saper riconoscere le nostre diversità. Ora andiamo a vedere come la pensa chi si occupa nella nostra regione, qui dove è stata realizzata questa edizione del Job Orienta Digital Edition, chi si occupa di formazione e lavoro. Beh, ci siamo ripensati anche noi. Job è una continuità in una discontinuità continua, direi, perché ogni anno noi guardiamo al futuro pensando a che cosa succederà, e questa però non l'avevamo proprio prevista. Però dobbiamo prevedere cosa servirà ai nostri giovani, al nostro mondo dell'economia, a che opportunità possiamo dare a una umanità che si è trovata di fronte a una rottura. Con che cosa? Con le proprie certezze, con un elemento che non possono avere i giovani, che è quello della disperazione. Noi invece dobbiamo aiutarli ad avere speranza. Possiamo aiutarli ad avere speranza? Beh, io direi di sì. Ma che cos'è la speranza? Forse è la cosa più difficile da declinare oggi, perché ci siamo trovati con la mancanza di certezze di due paradigmi: la libera circolazione delle persone, che era parte della vostra società in particolare, meno della mia, e anche una interruzione della circolarità di tanti fattori, anche quello economico. E allora che cosa possiamo fare in un mondo che alle volte vorrebbe sostituire l'uomo solo con la parte virtuale? Ci siamo trovati solo a distanza, ci troviamo oggi solo a distanza di fatto. E invece no, c'è bisogno di ritrovare i luoghi, magari di costruirne di nuovi o di dare contenuti ai luoghi e agli spazi che abbiamo, perché l'uomo continua ad avere la forte necessità di guardare verso l'alto, di guardare attorno a sé, di vedere l'altro da sé. Che competenze quindi oggi? Beh, oggi è la qualità della nostra vita che fa la differenza. Oggi è la capacità di essere più forti, di declinare la speranza in un altro modo, forti degli strumenti che noi proviamo a dedicare. E quali sono questi strumenti? Ma io le vedo soprattutto in una capacità di leggere il cambiamento. Abbiamo avuto uno stop, io la leggo così questa pandemia, però abbiamo i fondamentali che sono solidi. Sono i nostri valori, la nostra identità, il nostro tessuto economico e sociale principalmente. Da quei fondamentali voi potete ripartire, forti anche di tanta formazione che si è aggiornata, che sta guardando il futuro e che sta già trovando le risposte. Da quali certezze possiamo partire per dare vita a questo cambiamento? Beh, sicuramente dal fatto che ognuno di noi è irripetibile, continuiamo a stupirci e innamorarci delle nostre diversità. E dal fatto che ognuno di noi è inviolabile,
cercando di mantenerci integri e quindi non farsi vedere alle nuove economie come prodotti ma come persone, e continuando a cercare la verità. E che ognuno di noi è irriducibile, alleandoci con persone che mettono al centro l'educazione alla scelta prima di tutto il resto. Il nostro viaggio è solo all'inizio, ma se rimaniamo integri con noi stessi e ancorati ai nostri valori, E impareremo a saper cogliere il cambiamento come un'occasione d'agire verso il bene comune. L'unico confine per l'umanità sarà solo il cielo. Buongiorno a tutti, benvenuti alla seconda parte dell'apertura di Job Orienta Digital Edition. Questo tempo di pandemia e questo evento è iniziato con una forma insolita e attraverso anche un paradigma rovesciato. Prima abbiamo ascoltato le riflessioni dei nostri 3 bravi giovani e tra poco ascolteremo il contributo delle istituzioni. Tenere il ritmo come hanno fatto Chiara, Emanuele e Sofia non sarà semplice, ma ci proveremo. A tal proposito voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento di apertura, a partire dai giovani protagonisti e ai sostenitori, in particolare a Verona Fiere, senza la quale non saremmo qui, a Regione Veneto, GBR Rossetto, ENAIP e Sharp Italia. Mi presento, sono Antonello Vedovato, fondatore del progetto EduLife e presidente della fondazione EduLife. Mi occupo da circa 30 anni di innovazione sociale attraverso lo sviluppo di esperienze di apprendimento non formali e informali. Oggi sono il moderatore della tavola rotonda di apertura del più grande appuntamento italiano riguardo l'orientamento. Ne sono molto onorato e chiaramente anche emozionato. Abbiamo ospiti importanti e confronteremo con tutti loro gli stimoli emersi in apertura da Sofia, Emanuele e Chiara. Prima di iniziare il confronto, però, passo la parola al padrone di casa, Maurizio Danese, il presidente di Verona Fiere, per un saluto a tutti voi. Benvenuto, presidente Danese. Grazie, buongiorno a tutti, veramente complimenti ai 3 ragazzi per il video, che è stato molto emozionante, molto significativo e credo che darà moltissimi spunti per la discussione di oggi. E un saluto a tutti i ragazzi, quindi alle famiglie, agli operatori della scuola, della formazione del lavoro, ai giornalisti collegati. Un saluto anche a tutte le autorità civili e militari, alle categorie economiche e imprenditoriali, alle università e i relatori dell'evento inaugurale, che vorrei salutare, Federico Sborina, e presentare anche Federico Sborina, sindaco di Verona, Davide Di Michele, vicepresidente della provincia di Verona, Demetrio Albertini, ambasciatore italiano European Vocational Skills Week, Marco Rocchetto, R&D Ricerca e Sviluppo for Cyber Security Engineering, Elena Donazzan, il nostro assessore all'istruzione e alla formazione della Regione del Veneto, e Lucia Azzolina, ministro dell'istruzione, che sarà presente poi con un saluto registrato. Per chi organizza eventi come noi, in presenza, come le fiere, questi sono momenti molto difficili. Non era scontato di riuscire a tenere quest'anno in calendario Job Orienta. Siamo riusciti a farlo con una versione digitale importante, e grazie alla collaborazione di tutti quanti, in particolare alla Regione Veneto, al Ministero dell'Istruzione del Lavoro e ai nostri 30 partner che sono sempre stati a fianco di Job Orienta, ed è nata quindi Job Orienta 2020 Digital Edition, che sta traghettando tra l'altro Job alla 30ª edizione, che sarà
ci auguriamo in presenza l'anno prossimo. E quindi con molte certezze, ma soprattutto riconferme, perché il Job Orienta è sempre l'appuntamento più importante in Italia per la formazione e l'orientamento, dove ci si confronta proprio sul futuro dei giovani, dove si mette in contatto il mondo della scuola con il mondo del lavoro. Continueremo quindi come Job, come sempre, a riunire quindi studenti, docenti, scuole, accademie, università, enti di formazione, istituzioni, centri per l'impiego, con imprese e associazioni di categoria, e a proporre proprio contenuti di alto profilo e offrire occasioni di crescita e di orientamento proprio per mettere in condizione i ragazzi di valutare il da farsi per quanto riguarda il loro futuro. Il titolo di questa edizione è molto emblematico, quindi orientamento vaccino per l'occupazione. Credo che dal video sia emerso di quante opportunità ci saranno nel futuro, quanti nuovi lavori, mestieri ci saranno nel futuro, e quindi credo che orientamento vaccino per l'occupazione sia proprio un termine adattissimo proprio a questo momento, in un format quindi innovativo di Job Orienta che quest'anno è 100% online, e abbiamo voluto vedere, e credo che questo sia un primo insegnamento molto semplice, ma credo che da questa grande difficoltà credo che ne sia nata invece una grande opportunità, perché il Job Orienta 100% in versione digitale credo che sia nato proprio da una situazione di negatività importante che è diventata giustamente un'opportunità. Job Orienta normalmente ospita in presenza circa 80.000 ragazzi, ma quest'anno con la versione digitale crediamo di poter arrivare a numeri molto importanti, impossibili in presenza fisica, perché si parla di circa 10 volte tanto, quindi circa 800.000 ragazzi, coinvolgendo circa 650 scuole. Però vorrei dire che questo riguarda anche la nostra esperienza di fiere, che il digitale non soppianterà la parte in presenza. Il digitale, voi delle scuole lo sapete meglio di me con la didattica a distanza, ma il digitale non soppianterà la presenza, sarà invece un grande alleato della presenza, ma non sarà un sostituto. E quindi il fisico e il digitale saranno e andranno sempre a braccetto, valorizzandosi a vicenda, e credo che il Covid abbia accelerato questo momento. Vorrei ricordare in chiusura una frase del presidente Mattarella che dice: il mondo di domani dipenderà dagli studenti di oggi e dalla loro capacità di pensarlo e di viverlo. E credo che tutto questo sia raccolto all'interno del video. Vorrei ancora ringraziare i 3 ragazzi, perché sono stati veramente molto bravi, perché hanno centrato nel segno gli obiettivi proprio di Job Orienta. E stiamo tutti assieme per organizzare questo grande futuro che ci aspetta, accelerato sicuramente dal Covid, e quindi vi ringrazio tutti per l'attenzione e auguro a tutti quanti un grande Job Orienta 2020. Grazie Maurizio. Ma chi è Maurizio? Allora, Maurizio Danese è presidente dell'Associazione Espositori e Fiere Italiane, è presidente di Verona Fiere, è un imprenditore affermato nel mondo della distribuzione agroalimentare ed è un attento e impegnato protagonista nell'attenzione ai produttori di qualità nei territori. Allora, davanti a un imprenditore voglio fare anche una domanda. Nell'apertura, Maurizio, si è parlato tanto di visione globale e attenzione ai territori. Dal tuo osservatorio di presidente di Verona Fiere, per definizione in collegamento con il mondo, quali sono le minacce e le opportunità che percepisci relative all'attuale periodo storico e al futuro post-pandemia? Diciamo che io da imprenditore mi sono sempre abituato a guardare molto alle opportunità che le minacce mi possono dare, quindi trasformare in positivo quello che potenzialmente quello che è negativo, quello che potenzialmente dovesse o potesse essere o diventare negativo. Credo che il nostro modello di globalizzazione inarrestabile è stato messo in forte discussione dal Covid, che ha posto 1000 limitazioni nei movimenti, nelle relazioni sociali, e ha portato un po' le persone a chiuderci noi stessi. Io come rappresentante di AEFI, che è l'associazione delle fiere italiane, abbiamo visto, le fiere sono state le prime a chiudere e saranno purtroppo le ultime ad aprire,
con fortissime limitazioni al movimento, quindi problemi per le fiere internazionali dove i nostri buyer stranieri non possono arrivare in Italia, quindi qualsiasi fiera internazionale sarebbe inutile farla perché non ci sarebbe accesso da parte degli operatori stranieri, oltre che a problemi anche a livello nazionale, visto che le fiere nazionali, visto che in Italia abbiamo molte regioni dove è vietato il movimento tra una regione e l'altra. E quindi il digitale è stato il Covid ha permesso al digitale di avere un'accelerata importante, perché tutte le fiere stavano investendo nel digitale, come anche tantissime aziende, ma pensando sempre che comunque ci sarebbe stato ancora tempo per fare questi investimenti, quindi un approccio molto moderato al digitale. In realtà il digitale ha portato sia dalla nostra vista privata, sia a livello imprenditoriale e per quanto riguarda le fiere lo stesso, e credo per la scuola sarà altrettanto, e altrettanto credo uno scatto in avanti veramente notevole. Io questo l'ho visto sia nelle fiere nostre, l'ho visto e credo che il Job Oriente ne sia l'esempio, anche perché tra l'altro il digitale ha il vantaggio che può tenere in contatto i nostri visitatori, i nostri clienti, i nostri espositori per 365 giorni all'anno e non per i 5-6 giorni di fiera. Questo credo che sia un valore importante e permette di mettere in contatto anche e tenere in contatto con il cliente del nostro cliente, quindi credo che poi allunghiamo anche la filiera e le relazioni che la fiera può fare. Nelle aziende private è la stessa cosa, perché il digitale delle volte viene visto come minaccia e non come opportunità, perché il digitale, quindi prima quando ascoltando il video si parla che nei prossimi periodi avremo 800 milioni di posti di lavoro in meno o che cambieranno nella sostanza, e credo che il digitale sta sicuramente mettendo in discussione molti ruoli che oggi ci sono nelle aziende private, però se non affrontiamo il mondo digitale con velocità, cosa che il Covid invece adesso ci ha permesso di farlo, avremo le aziende con dei costi importanti che non riusciranno ad abbattere e andranno fuori mercato rispetto ai nostri competitor stranieri. Il Covid ha dato la possibilità anche a quelle persone che vedevano il digitale come una minaccia invece capire che possono essere un'opportunità anche per loro. Io lo parlo da distributore di prodotti alimentari, tutta la forza vendita nostra relativa al mondo dell'Oreca, che vedeva il digitale come un possibile nemico perché poteva sostituire il proprio lavoro, in realtà invece nel Covid si è visto che il digitale era un grande alleato che ha permesso invece di mantenere le relazioni con i clienti, e oggi, mentre prima si vedeva visto come una negatività, oggi viene visto invece come un alleato per poter fare più clienti, più relazioni, più business, anche da chi prima invece lo vedeva con sospetto. Per le fiere il digitale però, come dicevo prima, non sarà un sostituto delle fiere in presenza, perché la fiera in presenza è importante, le relazioni in presenza per concludere affari, ci sono delle situazioni che si fanno esclusivamente in presenza, quindi il digitale sarà un grande sicuramente alleato delle fiere, ma non potrà essere un sostituto. Noi abbiamo appena concluso una fiera a Shenzhen sul vino, che è stata la prima fiera che Verona Fiere ha fatto di proprietà in Cina, con notevole successo, ed è stata fatta interamente in presenza, con notevole successo in un continente dove il digitale è molto avanzato rispetto a noi, e quindi siamo molto soddisfatti perché questo abbinamento digitale e fiera in presenza sarà, crediamo, un grande abbinamento per il futuro. Grazie Maurizio per questo tuo pensiero, che peraltro conferma anche alcune istanze che hanno presentato i giovani, per cui grande attenzione per il territorio con una visione globale. Credo che questa, Maurizio, sia anche una buonissima notizia per i sindaci, perché la possibilità di affrontare questo cambiamento anche valutando in modo ancora più interessante le forze dei singoli territori, che possono essere anche riconosciuti, rigenerati e riscoperti anche dallo smart working. Io credo che questo darà delle grandi opportunità anche ai sindaci. Ecco, a proposito di sindaci, abbiamo con noi il sindaco di Verona, città che da tutti viene ritenuta bellissima, Federico Sboarina. Ciao Federico, ben trovato. Ciao a tutti. Ottimo, so che hai pochissimo tempo. La domanda che ti pongo, Federico, è: in qualità di primo cittadino di una città tra le più attive nell'ambito dell'innovazione e del turismo culturale, come hai colto lo stimolo in apertura che
i nostri giovani hanno voluto esprimere attraverso il tema delle smart e delle learning city, e cioè rendere la città a misura d'uomo con le tecnologie e le fonti di apprendimento. Penso ad esempio a Minor Jerusalem o le opere in arena e tante altre iniziative che la città di Verona sviluppa nella sua quotidianità durante l'anno. Ma intanto ribadisco buongiorno a tutti. È chiaro che noi eravamo già su un percorso tracciato, che è quello della Smart City, e già, come stavi dicendo tu, abbiamo tutta una serie di progetti che erano già in cantiere. Più che in cantiere, erano già in evoluzione, erano già lungo il percorso. È chiaro che questa pandemia ha accelerato completamente tutto, ha accelerato, e quindi mi riferisco anche a quello che è stato il docufilm iniziale. È chiaro che noi ci siamo trovati di fronte ad una situazione in cui avevamo previsto dei tempi, e questi tempi sono stati completamente azzerati, sono stati completamente cancellati. Basta pensare, visto che stiamo parlando a tanti ragazzi, alla didattica a distanza, no? Cioè una forma, un tempo qualche mese fa, non qualche decennio fa, chiudere la scuola significava sospendere, anche interrompere la formazione. Chiudere la scuola, invece, nel giro di pochi mesi abbiamo dovuto adattarci, e per quanto da una parte sia fondamentale ovviamente dal punto di vista sociale il rapporto tra i ragazzi, le ragazze all'interno della scuola in presenza, quantomeno siamo riusciti a superare in tempi molto brevi con la didattica a distanza una interruzione del percorso formativo dei nostri ragazzi. E allo stesso modo la pandemia ci ha messo di fronte ad una serie di situazioni, e qui vado su un aspetto un po' più negativo. Prima, quando sentivo parlare ai ragazzi delle disuguaglianze sociali, di tutte quelle caratteristiche che stanno colpendo in modo negativo il mondo intero, ci ha fatto capire come sindaci come questo in realtà colpisce anche singolarmente ogni piccola grande comunità come quella che siamo noi, nel senso che purtroppo la pandemia ha creato anche in una città ricca fondamentalmente come la nostra, come Verona, stupenda, che vive di turismo, che vive di un'economia che funziona molto bene, sta creando delle diseguaglianze sociali nel giro di pochi giorni, nel giro di poche settimane. Chi aveva un lavoro poco prima del lockdown, stiamo parlando di migliaia di famiglie in una città come la nostra, l'ha perso e si ritrova ad avere invece delle necessità che noi come istituzioni dobbiamo riuscire a colmare, perché nessuno, io continuo, il mio mantra è quello di continuare a dire che nessuno nella mia città deve rimanere indietro. E quindi ci stiamo attrezzando con l'innovazione, con la tecnologia, con la creatività anche, a fare in modo di affrontare queste nuove sfide, che sono le sfide legate alle difficoltà, alle nuove povertà, ma che sono le sfide, dicevi prima correttamente, rispetto agli spettacoli aragnani, rispetto ai nostri concerti, rispetto all'uso dello streaming, attraverso l'uso della tecnologia, attraverso l'uso di videoconferenze, come stiamo facendo in questo momento anche noi, videopresentazioni, questa digital edition. Quindi è un percorso che è fondamentale. Io però ai ragazzi dico una cosa, facendo una sintesi di tutto quello che è stato detto prima. A me ha colgo lo spunto da due cose fondamentali. La prima, quando è stato fatto quell'elenco di valori, se guardate quell'elenco di valori, io ne ho notato qualcuno, l'equità, il coraggio, la sincerità, sono dei valori che ci sono da sempre e che sono immutabili, e quella è la nostra forza, nel senso che il mondo cambierà, ci saranno sicuramente, con un'accelerazione ancora maggiore, tanti mestieri che scompaiono e tanti altri che invece appariranno sulla scena, ma i valori in virtù dei quali noi affrontiamo queste nuove sfide sono sempre gli stessi. Quindi abbiamo un patrimonio nostro, lo diceva anche prima Elena Donazzano, un patrimonio che nessuno ci può togliere e che ci rende ognuno irripetibili con le nostre capacità, con la nostra voglia di affrontare il futuro. Allora ai ragazzi dico questo, io non ho paura, non bisogna aver paura, non si deve aver paura, perché ci sarà un mondo, un futuro che sarà diverso. La pandemia ce l'ha sicuramente messo di fronte in modo anche molto brutale, chiudendoci in casa per tante settimane. Un bagaglio, abbiamo un patrimonio che invece ce l'abbiamo, è una valigetta che ci portiamo dietro e che ognuno di noi può sviluppare per affrontare quelle che saranno sicuramente delle nuove sfide. E l'edizione di quest'anno di Job diventa ancora più fondamentale, perché l'orientamento in un mondo nuovo, diciamocelo così, perché è un mondo nuovo, stiamo affrontando delle sfide completamente nuove nel giro di pochi mesi, è una sfida affascinante da un certo punto di vista, ma una sfida che sicuramente i nostri ragazzi vinceranno, perché hanno quella capacità, hanno quel bagaglio e vinceranno questa sfida se si faranno portatori di quei valori, perché quelli sono degli strumenti che serviranno ad ognuno, come serve anche a noi. Guardate,
gestire una città importante come Verona nel pieno della pandemia, penso che sia una delle cose più difficili che possa capitare ad una persona. Mi sono ritrovato io ed ho dovuto farlo, però l'ho fatto esattamente con quella valigetta di valori, con quella valigetta, con quel patrimonio che mi porto dietro, che ognuno dovrebbe portarsi dietro, che ti permette di affrontare le sfide del futuro. Ovviamente, e chiudo, ognuno, l'altra cosa bella, ogni ragazzo con la voglia di fare, io lo ribadisco sempre, quello che piace, perché poi la vita è bella, la vita è bellissima, la vita è stupenda e lo è ancora di più nel momento in cui uno quotidianamente fa esattamente quello per cui, essendo unico e ripetibile, ha il proprio interno, ha le proprie capacità, nella propria voglia, nel proprio piacere, nel proprio voglia di affrontare nel proprio modo, che è singolo, unico e ripetibile, di affrontare la propria vita. Quindi un messaggio sicuramente che attraverso, ecco, il coraggio era una di quelle caratteristiche che si diceva prima, sono delle sfide che sono certo che magari con qualche difficoltà, ma quali sono le sfide belle che si vincono? Sono quelle che sono più difficili, no? Perché quelle semplici, almeno io personalmente non trovo grande soddisfazione nel vincere facile. La soddisfazione ce l'hai quando devi vincere una partita che è complicata, ma sai che alla fine la vincerai. Grazie Federico, hai veramente colto e fatto una sintesi, direi, perfetta dei messaggi che hanno voluto dare i giovani durante questo docufilm e ti ringrazio per la partecipazione e mi hai dato un po' un assist per passare la parola a David Di Michele, che è il vicepresidente della provincia di Verona, per cui è di fatto il responsabile dei territori che stanno fuori dalle mura della città e peraltro vicepresidente di una dei territori più interdisciplinari di Europa. Di fatto abbiamo tantissime economie su questo territorio, tu hai anche la delega all'istruzione e la domanda è, affrontando appunto questa pandemia, sono nati anche nuovi diritti universali, come per esempio la connessione, nuovi spazi e luoghi, come dicevano i ragazzi, nei quali sperimentare le proprie inclinazioni. Ecco, a tuo avviso cosa si può fare per rispondere a queste loro istanze? Intanto grazie David per la tua partecipazione. Allora, grazie a te Antonello e saluto tutti quanti. Mi associo intanto anch'io ai complimenti per l'organizzazione e soprattutto per l'esposizione dei tre ragazzi. Come sa, voglio fare alcune premesse, come sanno anche il sindaco e anche Maurizio Danese, Job Orienta comunque negli anni aveva raggiunto veramente dei livelli importanti, una fiera mondiale, soprattutto è riuscito, ha avuto la capacità di valorizzare il lavoro, la formazione, l'orientamento e la scuola, grazie soprattutto a dei relatori, a dei professionisti, a degli imprenditori qualificati che hanno dato risposte ai giovani, ma ahimè anche a tante persone mature o anziane che purtroppo hanno perso del lavoro e quindi erano nella condizione di avere maggiori informazioni e quindi per una possibilità e prospettive future di ricollocamento. La provincia, devo precisare che è legittimata per quanto riguarda gli istituti di secondo grado, quindi istituti superiori. La nostra competenza è la manutenzione e la gestione delle strutture scolastiche, degli arredi e quindi anche chiaramente degli spazi. E abbiamo fatto enormi sforzi dal punto di vista economico, quindi impiegando delle risorse onerose per cercare appunto di rendere i nostri edifici più sicuri, soprattutto per tutti coloro che poi ne usufruivano. La didattica sappiamo tutti che è compito delle istituzioni scolastiche tramite chiaramente gli insegnanti, gli operatori e i collaboratori, però la provincia è dentro anche in questo tessuto perché noi ogni anno ci esprimiamo su nuovi indirizzi in collaborazione di concerto con i singoli comuni e i singoli istituti scolastici che fanno richieste di nuove didattiche e con il provveditorato. E
importanti risorse le abbiamo impiegate per la certificazione della prevenzione incendi e anche dell'antisismico, e da quando, ahimè, purtroppo c'è la pandemia, e anche da tutt'estate che noi stiamo lavorando con i nostri tecnici in estrema condivisione con i vari presidi degli istituti scolastici per cercare di migliorare gli spazi, quindi migliorare gli ambienti, la sicurezza dei nostri studenti, cercando di valorizzare eventuali prospettive, come dicevi anche tu precedentemente, negli ambiti delle connessioni, ed è una scommessa anche nostra come provincia, che mi auguro si possa realizzare nel breve, è quella di unificare un unico provider dal punto di vista quindi informatico e tutti gli istituti scolastici, in modo tale di avere una connessione unica per uno scambio di informazioni che possono essere sempre più costruttivi. Quindi da parte nostra stiamo lavorando a 360 gradi, perché purtroppo questa pandemia ci ha posto delle riflessioni anche sul mondo della scuola e quindi sul mondo futuro, ma noi comunque, come dicevo precedentemente, stiamo lavorando di concerto, sempre in condivisione con tutti i dirigenti scolastici, per cercare di trovare le soluzioni migliori di prospettiva per quanto riguarda gli ambienti, ma anche per quanto riguarda il miglioramento della tecnologia e anche degli arredi, perché, concludo, noi ogni anno come provincia garantiamo la fornitura di arredi per oltre una popolazione scolastica di 36.000 studenti, e non è poco. David, veramente grazie per la tua partecipazione, per il tuo impegno anche politico e sociale, e mi dai un assist straordinario per proprio a proposito di spazi e luoghi dove esercitare la propria passione. Il prossimo relatore direi che è perfetto, cioè Demetrio Albertini, grandissimo campione con alle spalle una sorprendente scia di successi, a oggi impegnato sia dal punto di vista istituzionale e anche imprenditoriale. Mi piace molto questa dicotomia di Demetrio. Sei stato capace di generare successo, ma nello stesso tempo di accettare anche le sfide del cambiamento. Possiamo dire davvero che la tua è una bella storia umana, di cammino umano e professionale. L'apertura, Demetrio ha parlato molto di passione e progetto esistenziale. La passione come energia positiva che determina anche una resilienza sana per affrontare le fatiche e anche per generare eccellenza. Il progetto esistenziale come l'itinerario attraverso il quale migliorarsi continuamente e contribuire per il bene comune. Per te, Demetrio, arrivo alla domanda: quali sono stati e quali ancora oggi sono i valori fondamentali con i quali affronti ogni giorno le tue sfide? Benvenuto ancora e grazie per la tua presenza, Demetrio. Grazie a voi, saluto tutte le autorità, ma soprattutto saluto tutti i ragazzi e gli educatori, perché così li chiamo, che alla fine li accompagnano in questo cammino. Prima di tutto è stato bellissimo vedere il video e mettere al centro un po' della discussione oggi il lavoro o quello che pensano i giovani in questo momento, con quella documentazione ben fatta e veramente che ci hanno dato tanti spunti di discussione. Sono molto d'accordo con quello che ha detto il sindaco proprio poc'anzi, quando dice che si è parlato tanto di cambiamento, poche volte si parla di velocità di cambiamento. In questo momento diciamo alla nostra età le generazioni passavano un cambiamento un po' più lento. Oggi bisogna essere preparati a quello che avverrà domani, e non lo sappiamo, lo vediamo anche adesso. E quindi sono d'accordo veramente che in tutto questo cambiamento quello che rimane veramente, quello che abbiamo tanto anche noi italiani, non solo, che sono i valori. La passione io lo metto all'interno dei valori, perché è un valore così importante per uno sportivo, per una costruzione di un obiettivo, di un gruppo. Alla fine dico che il calcio è quello che conosco meglio, anche se mi occupo anche di altri sport, però quello che conosco meglio è diciamo, il gioco di squadra, lo sport di squadra più individualista del mondo, quindi è una cosa molto difficile da gestire. Si è parlato, credo che la cosa più importante, che poi è già stata accennata anche dai ragazzi,
da tutti. Si parla tanto quando c'è lo sport degli ostacoli, no? Dei problemi che ci possono essere magari per affrontare una partita, come può essere questa che stiamo vivendo adesso. A me piace molto parlare dell'etimologia delle parole. Parlare di problemi diventa un qualcosa che ti frena, quindi ti mette paura. Ho dei problemi perché manca un giocatore o perché manca qualcosa. Quando invece si parla, come hanno detto benissimo, usando la parola giusta i ragazzi, di quello che è il contesto. Oggi stiamo vivendo in un contesto che sta cambiando rapidamente, ma che la parola contesto è quello che dobbiamo affrontarlo, è tutti uguali. Lo sport ti aiuta proprio a capire che all'inizio siamo tutti 0-0, si parte tutti dalla stessa base, dipende l'allenamento, quanto ti sei preparato, dipende il talento, no? Quello che tu metti in campo, per poter poi vincere la partita. Io faccio sempre l'esempio un po' di come è stato sempre il mio ruolo. Per chi non mi conosce, io ho fatto sempre il regista. Che cos'è, no? Il centrocampista, il regista? È molto semplice, è quello che sta lì in mezzo al campo e alle spalle hai qualcosa da difendere. Lo devi difendere con i tuoi compagni, che è la porta, che è la storia, no? In un contesto diverso da quello che può essere il campo. Però è anche vero che non puoi giocare per arrivare a 0-0, no? Per finire la partita a 0-0. E quindi chi è il regista? È quello che cerca di dettare i tempi, ma soprattutto di dare la strategia migliore per poter andare avanti, per poter andare a fare gol e quindi vincere la partita. Ecco, questo credo che in questo momento tutti noi siamo dei registi di quello che è singolarmente il nostro futuro, ma anche quello che è il futuro della collettività, che abbiamo detto che è assolutamente importante. Termino dicendo una cosa, nel senso, si è parlato moltissimo di disuguaglianze e uguaglianze anche nell'istruzione. Io sono l'ambasciatore proprio di questo percorso per aiutare. Che cos'è l'ambasciatore? Quello che deve creare dei ponti, quello che ha la possibilità di poter valorizzare quello che sono i talenti dei tuoi compagni che hai di fianco, e lo devi fare con diverse cose, no? Nel senso, diverse situazioni. Allora io la prima cosa lo dico come uno che ormai è passato qualche anno, non sono più un giovane, anche se alla fine sembra che lo sportivo sembra sempre più giovane, però non sono più un giovane. Però quello che noi dobbiamo ottenere come generazione è l'opportunità di valorizzare, essere dei talent scout per i nostri giovani, quindi metterli nelle condizioni e valorizzare. Il trasferimento delle competenze è la cosa più difficile nel nostro paese e invece penso che vada valorizzato. E non tanto essere dei talent killer. Noi tante volte troviamo delle situazioni dove non diamo credito al cambiamento perché diciamo, come così dice anche mio papà, il mio povero papà, ma non si faceva così, e tu dicevi da giovane: guarda papà, una volta era diverso da adesso, e non capivi, no? Non c'erano due generazioni che si confrontavano. Quindi termino con un sogno, o comunque dove ci stiamo lavorando. Allora, io penso che ho indossato tante volte questa maglia, che è la maglia azzurra, e allora voglio lanciare una sfida qui a tutte le autorità e non solo, a tutte le scuole, a tutti i ragazzi. L'augurio è quello di poterla indossare e riuscire a formare la nazionale dei mestieri. Cioè già per confrontarci anche in Europa, perché il talento italiano deve essere valorizzato e si valorizza confrontandosi con gli altri. Quindi questa è la mia sfida e questo vi ospiterò come presidente di Coverciano, come il presidente del settore tecnico della federazione a Coverciano, per poter magari iniziare un percorso insieme anche come nazionale dei talenti del nostro paese. Grandissimo Demetrio, bellissimo questo tuo intervento, che tra l'altro mi dà un assist doppio per certi versi. A proposito di etimologia, la parola crisi nella sua radice greca significa scelta, cioè saper prendere delle decisioni. Direi che in questo momento è proprio
il momento ideale per prendere delle decisioni, e tu sei stato uno che ha preso tante decisioni, per cui il tema dell'educazione alla scelta da te è proprio testimoniato, ed è anche testimoniato da un secondo assist che mi dai, che riguarda il prossimo intervento, che a proposito di progetto esistenziale, intanto introduco il più giovane della tavola rotonda, che è Marco Rocchetto, R&D for Cyber Security Engineering. Dopo la laurea specialistica in informatica hai ottenuto un dottorato di ricerca presso l'Università di Verona. Sei stato ricercatore presso l'Università di Tecnologia e Design di Singapore e del Lussemburgo. Nel 2017 sei entrata come ingegnere senior nel gruppo di metodi formali nel centro di ricerca della United Technologies Corporation. Nel 2020 hai fondato V-Research, un centro di ricerca privato in ambito cyber security. Direi che per aver 35 anni è un bel po' di lavoro. Però, Marco, non è stato tanto questo che mi ha colpito a suo tempo, tu lo sai, anche se certamente è molto importante quello che hai fatto, ma alla mia domanda, quando ti ho chiesto ma cosa ci fai in Italia dall'alto del tuo ruolo che avevi a Singapore, la tua risposta per me è stata bellissima. Mi hai risposto: ma Antonello, io ho ottenuto un dottorato di ricerca per merito del mio paese, l'Italia, e torno nel mio paese per restituire il valore che ho ricevuto. Vuoi raccontarci un po' il tuo punto di vista, Marco? Grazie intanto della tua partecipazione. Grazie mille Antonello della bellissima introduzione, e fammi partire ringraziando lo staff che ha reso questo possibile e di avermi invitato, e soprattutto i ragazzi che ci stanno ascoltando. Come tu hai detto, sì, io ho seguito un percorso di ricerca, un percorso culturale, quasi sempre finalizzato all'ambito della cyber security, ma non sono stati questi aspetti, diciamo, più tecnici che mi hanno portato a fare questa scelta e di decidere quindi di aprire questo centro di ricerca proprio qui a 311 dove sono oggi, ma è stata, diciamo, una scelta di valori, perché la cyber security poi in particolare è sicuramente una sfida ad alcuni di questi valori, è una sfida all'onestà, e credo sia molto facile vedere questa sfida che tipo di inclinazioni sta perdendo in questo periodo, e credo che sia una sfida che si può risolvere con equità, e credo che sia una sfida che si può risolvere solo ed esclusivamente con della cultura. Però prima di, diciamo, intraprendere questo discorso che forse è un po' astratto, un po' alto, vorrei partire un secondo con i piedi per terra, quindi partire dall'immagine che la cyber security ha, penso più o meno per tutti, e poi far vedere come questo ha intaccato il mio percorso e mi ha riportato qui. Per molti la parola cyber security è sicuramente vicina all'immagine dell'hacker e degli attacchi informatici, oppure vicina a un mercato miliardario, per esempio quello che abbiamo qua in Europa, e quindi un mercato attraente anche per chi inizia un percorso di studi o un percorso professionale. Questi attacchi però, come dicevo prima, sono attacchi alla libertà di molti, portano a nuovi fronti di guerra, avrete sentito parlare tutti, immagino, di cyberspazio, e questo bisogno che viene a crearsi con questo aspetto della cyber security ovviamente porta a quello che poi si chiama disoccupazione zero nell'ambito della cyber security. Abbiamo bisogno di tantissimi professionisti, abbiamo bisogno di qualcuno che risolva il problema oggettivo che abbiamo oggi e anche in velocità. Però nel mio percorso mi sono reso conto che non sono soltanto questi aspetti più tecnici, non è solo l'informatica che è quello che serve per risolvere queste sfide complesse come quelle della cyber security. E non è un cambiamento necessariamente tecnologico quello che serve, ma è un cambiamento più nel modo di pensare o di approcciare ai problemi. E infatti in questa, diciamo, dicotomia che si viene a creare tra attacchi informatici e difesa, che solitamente sono i due aspetti che vengono evidenziati di più, quello che io invece vorrei sottolineare è che chi difende ha una posizione di estremo svantaggio. Chi difende ha bisogno di difendersi da tutti gli attacchi, chi attacca basta che ne trovi uno solo. E in questa posizione di svantaggio, secondo me, c'è questo bisogno di qualcuno che si chieda: ma perché questi attacchi esistono? Perché esiste questo fenomeno in astratto? Come facciamo a trovare una cura? E quindi servono anche persone che lavorino in astratto, non servono solo tecnici, serve che qualcuno
o riesca a trovare una soluzione o almeno dimostri che una soluzione sia impossibile. Finché uno di questi due scenari non si realizza, possiamo aspettare soltanto che qualcuno riesca a uscire dagli schemi. E in queste sfide difficili, per uscire dagli schemi, come dicevo, servono sicuramente esperti, servono tecnici, servono ingegneri, sono necessari, ma serve metodo, serve pensiero, quindi servono filosofi, serve sicuramente qualcuno che porti delle soluzioni teoriche, che almeno tentino di essere universali, quindi servono matematici, servono scienziati, servono normative, e in tutta questa eterogeneità, o come prima nel video si parlava, interculturalità, interdisciplinarietà, io penso che la si possa trovare qui in Italia, appunto perché, come dicevi tu, il mio percorso culturale, il fatto che io sia riuscito a studiare, è stato reso possibile proprio dagli incentivi che lo Stato italiano ha dato a me e alla mia famiglia per riuscire ad essere qui oggi e provare se non altro a fare questo discorso che vorrei concludere dicendo che quello che ci si aspetta è anche un po' di proattività, cioè la cyber security pone una sfida e vuole che qualcuno porti se stesso nel problema. Bisogna essere un po' più proattivi e cercare di vedere che cosa la società punta come problema, ma essere poi noi a cercare di risolverli. E con questo chiudo il mio intervento. Grazie. Ti ringrazio tantissimo Marco per la tua partecipazione e per questa testimonianza che mi dà anche qui un assist straordinario, perché parlando di talenti posso passare la parola a Elena Donazan, che dal punto di vista delle politiche, della formazione e lavoro ha davvero un primato unico nel nostro paese. Elena Donazan, assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità della Regione del Veneto. Elena, quando si parla di resilienza sana, tu sei un buon esempio di coerenza, te l'ho già detto, e anche amore per il mondo della formazione e del lavoro. Mi ha colpito una domanda che nella preparazione dell'apertura ti è stata fatta da uno dei giovani protagonisti. Suonava più o meno così: cosa si può fare perché gli insegnanti siano preparati, oltre che sul versante disciplinare, anche su quello pedagogico? Mi è piaciuto prima il passaggio anche di Demetrio, che li ha chiamati educatori prima ancora che insegnanti. Ecco, qui un po', so che sei molto, come dire, attenta a tante dimensioni, ma anche a questa. Ci puoi dare un po' il tuo pensiero? Intanto buongiorno a tutti, grazie, perché questa è una domanda che ci porta immediatamente, anche seguendo il ragionamento splendido che ha fatto Marco Rocchetto. Lo ringrazio perché nella sua raccontare la propria vita con quel dono della sintesi proprio di un genio, perché di questo si tratta, ci ha detto anche che la comunità ha bisogno di una visione organica, e in questo pezzo ci sta la politica. Una politica che deve, ha detto un'altra cosa, mi sono presa degli appunti, deve essere proattiva e deve entrare nel problema, dice portare se stessi nel problema. Ecco, io ho cercato di fare questo e credo che sia anche quello che il docente, l'educatore, l'adulto di riferimento, come ami chiamarlo tu in EduLife, debba proprio fare questo oggi, portare se stesso, che ha quindi una vocazione all'insegnamento, alla educazione, cioè al tirare fuori più che a dare un segno. Oggi l'insegnante ha un aspetto, il docente ha un aspetto per la comunità e per la collettività di grandissima rilevanza. E lo dico in questa edizione digitale di Job che ci impegna molto più del previsto, nel senso che molto più, siamo tutti molto più attenti. Io ho vissuto tante stagioni di Job, come hai ricordato tu, ma lo dico ridendo di me stessa, sono l'assessore più vecchio d'Italia, quindi mi porto questo primato, cerco ovviamente di svecchiarmi, tentando di ascoltare sempre di più un mondo che è un cambiamento continuo, il mondo dell'educazione, il mondo della scuola, il mondo della formazione. Perciò la stessa natura deve comportarsi con il massimo della resilienza, perché ha sempre qualcuno più giovane, sempre più giovane davanti a sé. E questo significa anche essere stimolati in un contesto, quindi per arrivare anche a quello che ha detto Albertini, e sono contenta che qualcuno lo abbia scelto, non so chi, a rappresentarci come ambasciatore, anche per quell'orgoglio di appartenenza alla maglia italiana che ha dimostrato a noi oggi.
Bene, il contesto è completamente cambiato, le categorie spazio-temporali kantiane qui sono state rivoluzionate, ma come ha detto Rocchetto, sono nella nostra testa, sono nella memoria collettiva dell'Italia. Nel pomeriggio ci sarà un intervento della professoressa Lucangeli, io so, attaccata al video, che se queste cose, lo dico a te, Antonello, fossero proiettate, veramente la fortuna della rete che possiamo ripeterle, rivederle, e credo che siano molto meglio di tanti programmi a cui sono costretta ogni tanto ad assistere. Nel pomeriggio ci sarà la professoressa Lucangeli. Lei spesso parla e ragiona di una memoria collettiva, di comunità, e quella individuale, ontologica di se stesso, dalle proprie esperienze. Ecco, il grande lavoro che dobbiamo fare insieme, io per parte politica, in una visione organica della comunità, di adulti di riferimento per il mondo che vivono, in particolare i docenti, perché la domanda di quel ragazzo è stata molto dura, molto precisa. Perché e come facciamo a selezionare insegnanti che vogliano veramente insegnare? Questo era il succo. E sta tutto attorno alla motivazione, non solo all'aggiornamento delle competenze, sta attorno a quella carta dei valori che avete declinato perfettamente. Questa edizione di Job ci aiuta anche in questo caso, perché in un contesto mutato e anche molto violento per certi aspetti, ci ha fatto svegliare una mattina che non sapevamo quale fosse il nemico attorno a noi. Giochiamo in difesa, per tornare a Rocchetto. La nostra giocare in attacco e il nostro essere combattenti, in questo caso perché si tratta di una guerra combattuta in altro modo, è quella di pensare che il patrimonio che noi abbiamo, e quello che ho detto anche quando ho dialogato con quei ragazzi, sia un patrimonio che è proprio figlio del nostro pensiero, della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra identità, delle nostre caratteristiche. Sono scomparse con Covid? No, è solo mutato il contesto. Quindi noi, proiettati in avanti, come siamo abituati a fare, stiamo con questa edizione digitale, ringrazio la Fiera perché ha fatto veramente un lavoro eccellente. Tutti noi vogliamo tornare in presenza, vogliamo tanti eventi in presenza, perché un'altra cosa che dice sempre Lucangeli, e qui viviamo di un problema anche di tecnologia oggi, cioè io mi sento più sola di ieri, perché sono sempre davanti a un video, ma non vuol dire abbracciare una persona, guardarsi negli occhi veramente, o vivere quelle esperienze di lavoro, perché quando qualcuno sceglie un lavoro ti sta giudicando, lo dico ai ragazzi, sappiate, piccolo inciso col sorriso, tutti quelli che hanno scritto, sappiate che abbiamo tutti i vostri indirizzi, quindi quelli bravi verranno premiati, quelli che hanno deciso di prendere questa chat in modo un po' leggero, sappiano che da parte mia perderò del tempo a leggere tutti i messaggi che mi sono sfuggiti. Perché vi dico questo? Perché noi stiamo dando a voi un sacco di opportunità, e queste opportunità però dipendono dal vostro talento, dalla vostra cultura, dalla carta dei valori che voi avete deciso di assumere come vostra. Vale per tutti, vale personalmente per me politico, per Vedovato, per il direttore Palumbo che ci segue e con la quale siamo riusciti a far andare meglio le scuole del Veneto di tutte le altre scuole italiane. Abbiamo dato delle priorità che non sono i banchi con le rotelle, ma sono come riuscire a riportare i ragazzi in presenza, che tipo di messaggi vogliamo dare a questi giovani, che opportunità diamo per trovare posti di lavoro. Quando vi interrogheranno e vi faranno un colloquio di lavoro, cari miei, vi guarderanno negli occhi, vedranno quali sono le vostre vocazioni, la vostra passione, se vi sarete comportati bene o meno a scuola, se avrete dei talenti che avrete fatto fruttare. Noi vi mettiamo tutto quello che abbiamo a disposizione, compresa questa fiera che è straordinaria. Io starò incollata per 3 giorni al video con gioia questa volta, perché passerò da piattaforma a piattaforma, non per parlare, per ascoltare. Grazie Elena, davvero grazie anche sempre per questo tuo modo schietto e veramente generoso nell'esprimere i tuoi pensieri. Adesso veramente stiamo arrivando alla conclusione e chiedo alla regia di mandare in onda l'intervento molto prezioso della nostra ministra Lucia Azzolina, Ministro dell'Istruzione. Buongiorno a tutte e a tutti. Voglio iniziare con un ringraziamento a chi ha reso possibile anche quest'anno il Salone Nazionale dell'Orientamento, Job Orienta, malgrado le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria. Siamo giunti alla 30ª edizione di questa straordinaria vetrina sulla scuola, sulla formazione e sul lavoro.
30 anni di impegno serio e fruttuoso che hanno rappresentato per i nostri giovani una mano tesa costante, una bussola preziosa lungo il loro percorso didattico e professionale. I numeri dello scorso anno vi hanno dato merito di questo impegno nell'organizzare e sostenere uno spazio di occasioni dedicato ai giovani, sì, ma con l'intento di arrivare a tutti, agli studenti, ma anche ai docenti, ai professionisti, agli imprenditori e alle famiglie. Oltre 70.000 visitatori registrati, 200 appuntamenti culturali e 500 le realtà coinvolte lo scorso anno. Ve ne siamo grati e vi auguriamo di raggiungere risultati ancora più ambiti quest'anno con una formula magistralmente rivisitata a causa delle attuali condizioni che non permettono di ritrovarci fisicamente, tutti insieme, nella bellissima città di Verona. Sono certa però che seppur distanziati saranno migliaia coloro che seguiranno gli eventi in streaming, molte le orecchie ad ascoltare i seminari formativi, tanti naviganti che cercheranno in questi spazi virtuali il proprio vaccino per l'occupazione, che è il tema scelto per questa edizione. I pregi del progetto Job Orienta sono tanti, ma uno fra tutti è quello di creare connessioni tra i giovani e gli adulti, tra la scuola e il mondo esterno, collegamenti che possono trasformarsi in vere e concrete opportunità, sia per chi si affaccia per la prima volta sul mercato del lavoro, sia per chi cerca la propria strada, come proseguire il proprio percorso di studi. E sappiamo tutti quanto siano indispensabili queste opportunità di scoperta e confronto, oggi in un mondo che si trasforma continuamente, dove sono richieste professionalità sempre più specializzate e di alto profilo. In questa enorme rivoluzione che permea ogni settore sociale e occupazionale, naturalmente non manca la scuola, che ha bisogno di reinventarsi per essere più all'avanguardia, innovativa, che deve rilanciarsi valorizzando tutti i propri percorsi, penso a quelli tecnici e professionali, spesso non sufficientemente considerati, e penso agli istituti tecnici superiori, una risorsa importantissima e strategica per il Made in Italy e per l'economia del nostro Paese. Corsi post-diploma che offrono opportunità concretissime a chi li frequenta e formano profili di alto livello. In questa corsa che porta per mano i ragazzi verso un futuro nuovo e di cambiamenti, voi ci siete e noi ci saremo sempre al vostro fianco. Buon salone a tutti e buon lavoro. Grazie davvero per questo contributo. Direi che abbiamo tanti stimoli sui quali riflettere per immaginare il nostro futuro e nello stesso tempo prepararci con un approccio, come hanno detto i ragazzi, interculturale, interdisciplinare e intergenerazionale, con degli adulti significativi che sappiano accogliere sempre maggiormente le diversità dei nostri giovani. Permettetemi di ringraziare, proprio in conclusione, ancora una volta Verona Fiere, perché davvero ha avuto un coraggio straordinario e una determinazione per proporre il Job in Digital Edition. Inoltre, permettetemi di ringraziare da un punto di vista personale il coordinatore scientifico Claudio Gentili, che per me è stato un buon mentore in questa esperienza, che è la prima nella mia carriera, diciamo. Per cui grazie per l'attenzione che avete avuto e buon Job Orienta Digital Edition. Partecipate agli eventi e prendete appunti, perché come hanno detto i ragazzi, questo Job Orienta prima di tutto è un laboratorio. Ci aspetta un grande lavoro e, come abbiamo detto, siamo partiti dal dipende da te, ma ci aspetta un gran lavoro che dipende da noi. Buon Job Orienta Digital Edition.